Ciao, io sono Paola, benvenuti nel mio canale. Oggi scopriremo insieme il simbolo speciale della tradizione, il bottone sardo. È comune sia nell'abito maschile che quello femminile. In origine, come tutti i gioielli della tradizione sarda, erano forgiati in argento e solo successivamente in oro, ma principalmente era forgiato per gli abiti da sposa. In alcuni paesi della Barbagia era usanza che la futura suocera, accompagnata dal marito e dai due parenti, sempre della famiglia dello sposo, portassero in dono sas pedras de prata e de oro. In italiano i bottoni in argento e in oro che venivano appuntati sull'abito della sposa già indossato. Solitamente i bottoni hanno la forma di una pigna, di una melagrana o di una mammella. In particolare il capezzolo della mammella femminile, come augurio di fertilità e prosperità e reminiscenza degli antichi culti preistorici della dea madre. Il bottone sardo, come tutti i gioielli della tradizione, non è un gioiello, ma custodisce la memoria di un popolo ed è simbolo di una parte senza tempo. Vi saluto, continuate il viaggio insieme a me ed Andrea e alla prossima.